Allora, mister, grande rammarico per questa sconfitta di oggi, comunque non è ancora detta l'ultima parola. No, beh, a parte la prestazione di oggi che secondo me è stata molto sottotono, abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita e non abbiamo fatto niente per pareggiare la partita, anche se siamo venuti a Roma per non perdere e dopo 2 minuti su un'indecisione diciamo fra portiere e difensore abbiamo preso il gol. Ma Certo è questo proprio che partire con handicap non è semplice poi recuperare. sì, però di solito la mia squadra anche su queste situazioni qua riusciva a rimediare agli errori. Qualsiasi giocatrice può sbagliare, quindi sì, avevamo tutto il tempo perché mancavano praticamente 90 minuti e potevamo recuperarla. Niente, adesso noi in settimana lavoreremo sodo perché abbiamo uno scontro diretto con Riviera e cercare di fare i 3 punti per poi andare a cercare di fare altrettanto a Tavagnacco. Hai provato a mescolare un po' le carte nel secondo tempo, però non hanno prodotto molto. Sì, purtroppo avevo qualche giocatrice che non si era allenata bene in settimana, quindi non avevano i 90 minuti. Ma secondo me è stata tutta la squadra che era sottotono, quindi sì, non è una colpa di un singolo, ma un po' di tutti quanti, compreso anche l'allenatore. Può magari il caldo, anche se non bisogna magari utilizzare questo alibi, avere un po' influenzato, ovviamente per tutte e due le squadre. No, sicuramente no, perché andiamo in campo in 11 contro 11 e il caldo sono per tutte e due le squadre, quindi non voglio sentire queste cose. Grazie, mister. Buonasera a tutti. Siamo con Claudia Palombi, per noi la migliore in campo oggi, volevate questi 3 punti e sono arrivati. Sì, sì, per noi erano fondamentali, non chiedevamo altro e abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi e ci godiamo questa vittoria fino al termine del campionato. Hai provato quel tiro e alla fine è arrivato il gol. Sì, ho provato questo tiro, la palla mi è capitata proprio benissimo, ho pensato che c'era il sole e magari potevo mettere in difficoltà il portiere e ho provato senza paura. Pipitone aveva detto in settimana vincerà la squadra più concentrata e più determinata. Oggi è stata la Roma. Sì, siamo state concentrate sin dal primo minuto anche se abbiamo un po' sottovalutato la gara. Però siamo state grintose fino alla fine, volevamo questi 3 punti ad ogni costo e è andata bene così. Complimenti ancora per il gol. Grazie mille. Siamo con Mister Melillo. Mister, complimenti per la vittoria di oggi contro il Vittorio Veneto. In avvio proprio è stata questa Roma che ha prodotto questo gol, magari fortunato, però ci sta anche questo. Sì, oddio, quest'anno un po' di fortuna ogni tanto se capita non è sbagliato, anzi ci aiuta tantissimo perché in tanti episodi siamo stati sfortunati in questo campionato. No, abbiamo fatto un'ottima partita, aggressiva, insomma, faceva tanto caldo, quindi riuscire a tenere alto ritmo è stata, dal punto di vista fisico, è stata la chiave di volta del match. Devo dire, insomma, le ragazze si sono impegnate, hanno dato tutto perché sapevamo che era una partita non facile, incontravamo un avversario scorbutico che insomma, è molto bravo nei fasi di ripartenza, che chiude gli spazi, quindi insomma, aver trovato subito il gol che ha sbloccato un po' la partita ci ha aiutato. Più quello come episodio fortunato dico che la giocata, perché Claudia, penso Palombi ha avuto una grandissima intuizione anche nello specifico. Insomma, una vittoria importante perché noi per le ultime 2 partite abbiamo delle da missione impossibile, quindi insomma, dobbiamo un po' sperare nel miracolo e sperare nei risultati degli altri e quindi questa vittoria per noi è fondamentale, l'avevamo preparata tutta la settimana con voglia e determinazione, penso le ragazze hanno dimostrato sul campo. Quindi mi stai dicendo che ancora non è chiuso dietro? No, perché ci sono tanti intrecci ancora, anche oggi la giornata comunque ha riservato almeno la sorpresa del Luserna che ha vinto col San Zaccaria, quindi perché insomma io dopo tanti anni nel femminile
è un mondo che rispetto tantissimo perché solitamente non ti regala niente a nessuno, quindi so che le partite saranno aperte fino all'ultimo e non ci saranno squadre demotivate, no? Perché solitamente non regala niente a nessuno, è il bello del calcio femminile, quindi insomma, se i risultati vanno in una certa maniera, chiaramente un po' per inerzia potremmo farcela, se qualcosa cambia dovremo mettere ancora del nostro, insomma, cosa che possiamo fare perché noi le difficoltà le abbiamo avuto con le nostre pari grado in lotta per la salvezza e spesso abbiamo ottenuto risultati invece con le squadre di vertice, quindi insomma alla fine preferisco incontrare per assurdo Fiorentina e Mozzanica che avere ancora tensione per queste partite di questo tipo, di un campionato bellissimo dove tutte le società meritano di stare in Serie A, e non lo dico per scherzo, torno a ripetere che questa è una formula tagliagambe che penalizza chi si sta sacrificando e a cui avevano garantito una Serie A d'élite che doveva avere continuità quando hanno portato a 12 negli altri sport, gironcini a 12 retrocede una, qui siamo ancora a 4 e retrocederà società e ragazze che stanno meritando sul campo questa opportunità. Grazie mister, è un ottimo spot questo che ha detto lei per tutto il calcio femminile. È vero, lo sento veramente. Grazie a voi. Grazie. Grazie.